Buongiorno a tutti. Allora, subito l'attualità: è stata approvata la legge di stabilità. Io vorrei immediatamente un commento su quello che fra poco, insomma, diventerà definitivo, no? Con il passaggio e con l'ok del Senato. Entro Natale previsto. Saremo tutti più felici, più ricchi, non avremo più tasse da pagare, potremo girare con pacchi di soldi in tasca, ma guardi, perdonatemi le battute, la verità è che noi abbiamo una tassazione media del 68,5% contro una media europea del 46%. Siamo oggi sopraffatti da tasse e continuiamo a notare che a livello centrale non si taglia nulla, continuiamo a sapere che in giro per l'Italia c'è chi spreca. Continuiamo a dover dire che anche con questa legge di stabilità i costi standard non si vedono, prova ne sia che ancora oggi ci sono 30 miliardi di sprechi e di regali diciamo natalizi se ne sono fatti tanti, basta leggere questa legge. Direi che la direzione invece, io mi aspettavo che ci fosse una bella direzione ad esempio a tutela delle imprese, per far ripartire l'economia. Il tema degli istituti di credito, non dimentichiamoci, Sì. è vero che sono stati stanziati 100 milioni di euro, tra l'altro non sono stati stanziati, ma è stato chiesto alle banche di creare un fondo da 100 milioni per i Salvavente. risparmiatori danneggiati dalle 4 banche fallite. Però è altrettanto vero che poi abbiamo Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che non sono due banche fallite, lo spieghiamo, ma sono due banche che hanno visto crollare il valore dell'azione, dove molti risparmiatori ci rimettono il risparmio in una vita, e poi un sistema bancario in generale che è in grossa difficoltà.